Siamo arrivati alla quarta edizione della Fiera Promo Autunno. Lo scorso anno con il Presidente della Camera di Commercio Gavino Sini avevamo parlato dello stato di salute decisamente in crescita delle nostre aziende. Mi pare di poter dire con la presentazione di oggi che gli orizzonti si sono allargati. L'evento fieristico, lo sappiamo, da un po' di anni era entrato in crisi. 4 anni fa è stata veramente una sfida, è stata una sfida a capire se ancora le aziende avevano le risorse necessarie, non parlo solo delle risorse economiche per acquisire uno spazio e potersi presentare, ma anche proprio la risorsa dell'energia, della fiducia, di credere che è ancora importante presentarsi, fare un'analisi delle loro attività, quindi dei loro prodotti, dei loro servizi e poterli presentare a un pubblico vasto e anche confrontarsi con i loro competitors e confrontarsi anche con altri mercati, perché poi alla fine questo vuol dire partecipare a una fiera, fare anche un'analisi introspettiva, capire se il proprio business lo si sta seguendo bene e serve anche per questo la fiera, anche per quel momento di riflessione in un'attività sempre più frenetica che qualche volta ci fa inseguire la giornata ma ci fa perdere il bilancio di fine anno. Allora 4 anni fa è nata questa sfida, abbiamo detto vediamo di rivalutare il padiglione fieristico, abbiamo trovato un bravo imprenditore che sta investendo molto su questo e noi logicamente stiamo dando il massimo del supporto. Con l'assessore Lucchi abbiamo parlato anche di quella che è l'apertura globale, ormai con l'opzione chiaramente dettata dalle nuove tecnologie. Uscire fuori dai confini è importante pur rimanendoci dentro per farci conoscere ancora meglio. L'innovazione ultimamente la si sta vedendo un po' come il mostro che mangia e indubbiamente l'innovazione da che mondo è mondo, dalla famosa ferrovia, dal cavallo vapore ha iniziato a mangiare un po' i posti di lavoro, o quantomeno anche a trasformarli. Oggi l'innovazione è ancora più pericolosa perché è un potenziamento delle nostre capacità relazionali, di conoscenza, di pensiero, più che una amplificazione di forza fisica come era prima la macchina che sostituiva le braccia dell'uomo. Quindi l'uomo oggi è ancora messo più in crisi e la sua capacità e le sue competenze sono messe ancora più in crisi e ha bisogno di aggiornarsi sempre più velocemente. È anche questo che determina molto spesso uno stato d'ansia perché ci sentiamo inadeguati rispetto al mondo che sta arrivando. Lo viviamo e contemporaneamente nel momento in cui acquisiamo informazioni ci rendiamo già conto che stanno diventando obsolete quasi come un telefonino. Allora investire sui momenti fieristici vuol dire anche questo, investire sulla analisi delle nostre competenze, delle nostre capacità, ma soprattutto anche su quello che è il training e quindi la capacità di formarsi e di aggiornarsi. Mi consenta però un piccolo particolare, continuo a dire che la manualità, nessuna macchina e nessun computer potrà mai sostituirla. E grazie a Dio qua in Sardegna artigiani realmente unicità, me la passi questa espressione, l'abbiamo. Sicuramente la componente che io definirei più che artigianale è artistica, cioè quella capacità dell'uomo di dare quel forte valore aggiunto è unica e non è sostituibile, non è sicuramente sostituibile da nessuna macchina, così come nessuna banda larga potrà essere tanto larga da far passare tutte le informazioni che ci sono in un contatto umano, cioè la banda larga più ampia è quella della relazione umana e non riusciremo mai a averla tecnicamente così ampia da poter far passare tutti quegli input, quelle informazioni che ci possono essere in 20 minuti di conversazione tra due persone. Quindi abbiamo sicuramente ancora una ragione di esistenza, non sarà il mondo degli Asimov o il mondo dei robot che ci sostituiranno. Attenzione però, ci mettono in forte crisi e in forte esigenza di competere sia nei nostri confini che fuori dai confini, anche perché ormai in questo mondo di confini è difficile parlare.